Buongiorno, buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner. Anche oggi apriamo ovviamente la nostra programmazione sportiva ricordando Orazio Russo, che nel pomeriggio di sabato è venuto a mancare, ci ha lasciati. E questa sera poi durante Corner una parte della trasmissione sarà dedicata proprio al ricordo di Orazio Russo. Ospite in studio ci sarà Peppe Mascara, ma ci sarà in collegamento anche Nino Pulvirenti, che con Russo ha vissuto pagine importanti da presidente del Catania, proprio con il giocatore rosso-azzurro. Alessandro Vegliasindi, buon pomeriggio anche a te. Si fa per dire. Allora Alessandro, è chiaro che tutto quello che è successo sul campo poi è passato in secondo piano, perché l'emozione, la tristezza, il dispiacere hanno preso il sopravvento sabato pomeriggio, però da un punto di vista sportivo, agonistico, è chiaro e indubbio che per il Catania c'è stato l'ennesimo passo falso e l'ennesima occasione mancata per cercare di riportare nella giusta dimensione, diciamo, poi il distacco dal Benevento. Beh, Angelo, ci sarebbero voluti 11 Orazio Russo in campo, se mi passi questa affermazione. Orazio Russo innanzitutto me lo immagino in questo momento lassù con Stefania Sberna che ne annuncia il gol allo stadio. Per il Catania ha segnato il numero 7 Orazio Russo. Questa è l'immagine che mi accompagna da sabato pomeriggio. Due catanesi, due grandissimi tifosi del Catania che hanno difeso la bandiera rossa-azzurra sempre, in ogni circostanza, e hanno lasciato un testamento in qualche modo che noi e tutto l'ambiente rosso-azzurro deve conservare gelosamente, custodire. Orazio Russo, un uomo dai valori altissimi, umile, rispettoso, leale. Ho avuto la fortuna e l'onore di partecipare alcuni mesi fa a un incontro presso la scuola Pestalozzi, un incontro con degli alunni di questa scuola a cui ha partecipato anche Orazio Russo, che ha proprio detto a questi ragazzi, insomma, cosa significhi essere sportivi, cosa significhi essere un giocatore del Catania. È veramente con carisma, diceva tutto con naturalezza e carisma, catturando assolutamente l'attenzione di questi ragazzi. Beh, non per niente ha attraversato tutte le epoche, diciamo, della Catania calcistica. Assolutamente, e con tanti ruoli. L'ha fatto da calciatore, l'ha fatto da dirigente, l'ha fatto da responsabile del settore giovanile. Mi sembra incredibile che oggi non ci sia più. È un'ingiustizia, assolutamente un'ingiustizia della vita. Tornando a quello che invece è il calcio giocato, è indubbio che il Catania sia in una fase di involuzione netta. Neanche la partita di Siracusa ha fugato tutti i dubbi che si sono materializzati a partire dalla gara persa contro il Sorrento a Potenza, che ne dicano i diretti protagonisti. Questo trend è un trend negativo non solo da un punto di vista dei risultati, ma soprattutto delle prestazioni. Il Siracusa, ricordiamolo, arrivava alla partita del De Simone con 2 impegni ravvicinati, mentre il Catania soltanto con un impegno, cioè la partita col Cerignola, non avendo disputato la gara col Trapani. Siracusa che aveva giocato prima della gara di sabato a Cosenza, quindi in serale tra l'altro, quindi si è sobbarcato una trasferta, la squadra è rientrata in sede soltanto mercoledì sera e ha avuto sostanzialmente 2 giorni più la rifinitura per preparare la partita con il Catania. Questo possibile deficit a danno della formazione di Turati non si è assolutamente visto.
Il Catania ha avuto 10 minuti di calcio, diciamo, buono, produttivo. Tutto si è fermato su questo episodio, poi stasera magari Max Velotto ci spiegherà meglio, ma dopo il pareggio di Di Paolo maturato proprio a inizio del secondo tempo, il Catania non ha trovato le forze e gli argomenti per avere ragione di una squadra che insomma, a conti fatti è inferiore al Catania dal punto di vista dell'organico, da un punto di vista proprio del budget che è stato messo a disposizione dei due club in questa stagione, ma il Catania ha fatto qualcosa così a folate, ma senza un reale piano tattico che ci ha convinto, quindi passo ulteriormente indietro. Secondo me questa prestazione è ancora peggio di quella interna col Cerignola, quella col Sorrento neanche ne parliamo, ma rispetto alla partita interna col Cerignola questa è una prestazione ancora peggiore rispetto a quella, perché comunque la sensazione, Angelo, da un punto di vista strettamente tattico, è come se questa squadra fosse spaccata in due tronconi, cioè non c'è la fluidità che trasforma la fase difensiva in fase offensiva. Cioè, in transizione è una squadra che non trova né la velocità né le trame a centrocampo per poter sfruttare quello che in teoria è un tasso tecnico elevatissimo. Ma ti posso dire anche l'impressione è che molto spesso il Catania si affidi alle giocate dei singoli, all'estero del singolo, che quando è in giornata magari può fare la differenza, ma non sempre si può certamente fare affidamento sul singolo o sulla singola giocata, sull'episodio. Non si possono costruire 3 occasioni da gol in tutta la partita. È chiaro che la proporzione è giusta, un gol per 3 azioni da gol. È vero, chiaramente il Catania magari avrà sofferto da un punto di vista psicologico quello che poteva essere la notizia che è arrivata poco prima dell'inizio della partita, in realtà, perché la partita cominciava alle 17:30, però serviva forse più cattiveria, anche e soprattutto nel nome di un grande rossazzurro. Eh sì, hai detto bene, io penso che in questi casi l'energia si debba trasformare in positivo per proprio rendere il giusto onore alla memoria di Orazio Russo, e quindi il Catania invece da questo punto di vista, proprio da un punto di vista strettamente agonistico, mi sembra una squadra che corricchia, una squadra che gioca senza troppa convinzione di poter aver ragione dell'avversario di turno, e a maggior ragione dopo che il pomeriggio aveva dato dei risultati favorevoli al Catania, col passo falso del Benevento, la rimonta della Cavese sulla Salernitana. Era un'occasione d'oro, ma in tutte le circostanze in questa stagione in cui il Catania ha avuto delle occasioni d'oro le ha tutte sperperate, quindi evidentemente c'è qualcosa. La maturazione di questa squadra non si è completata, e quindi ed è giusto che oggi il Benevento sia largamente al comando e il Catania sia al secondo posto. Allora, per chiudere capitolo Catania, almeno in questo anteprima corner, perché poi stasera, ripeto, avremo 2 segmenti diciamo diversi, un primo segmento tutto dedicato alla memoria di Orazio Russo, e poi nella seconda parte ci dedicheremo alle vicende diciamo strettamente legate al campo. Fra poco sentiremo anche Marco Petrolito per sentire anche diciamo, quello che è successo a Siracusa, cosa può significare per Siracusa, che Siracusa aveva anche punito fra le altre cose la Salernitana qualche settimana addietro, quindi è una squadra che ha sempre fatto del bel gioco, perché ha un'identità ben precisa, quello che proprio rileva nella partita diretta è che c'è un'identità
chiaramente il coefficiente di qualità è diverso alle due squadre, però si capisce che questa è una squadra che ha degli automatismi, che sviluppa gioco, che ha dei riferimenti certi, e questo sicuramente è merito di Marco Turati. Alessandro, passami questo termine, ci sono due filosofie calcistiche contrapposte, una più conservativa, mettiamola così, quella del Catania, una più spregiudicata, propositiva, che è sicuramente quello del Siracusa. Sì, è vero, però dico anche nell'ambito di una direzione più conservativa, quello che magari ci si aspetta e ci si aspettava dalla direzione tecnica del Catania è una preparazione mentale della partita che non vediamo. Sorrento, Cerignola, Siracusa, in tutte e tre queste gare il Catania non, a mio avviso, non è sceso in campo con una tensione agonistica adeguata al momento cruciale della stagione, perché stiamo parlando che stiamo vivendo il momento topico della stagione, dove ogni errore può avere una valenza definitiva. Alessandro, chiudiamo la partita con il top del match, perché diciamo, possiamo sicuramente dire che tra i giocatori che hanno fatto meglio c'è Michele D'Ausilio. Esatto, lo vediamo adesso in grafica. Sì, io credo che possa essere senza ombra di dubbio definito il miglior giocatore visto al De Simone per quanto riguarda la sponda Catania. Ha giocato sicuramente una partita intelligente ma anche produttiva. È la 21esima presenza stagionale per D'Ausilio, condita da 2 gol e 5 assist. La sua situazione contrattuale, ci dice la grafica, è scadenza da contratto 30 giugno 2026, ma il Catania ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto per acquisirne a titolo definitivo il cartellino dall'Avellino, squadra con la quale l'anno scorso è stato un assoluto protagonista della promozione in Serie B, mettendo a referto un gol e ben 14 assist in 27 presenze. Allora, adesso vorrei sentire anche Marco Petrolito, lo chiamiamo in causa, visto che stiamo parlando proprio della partita di sabato. Marco, tu che vivi diciamo settimanalmente, quotidianamente le vicende del Siracusa, pensi che Siracusa abbia approcciato meglio il derby? Guarda Angelo, inizialmente fino a quando non è arrivato il gol del Catania ci sembrava di assistere alla stessa gara dell'andata in cui il Siracusa aveva un possesso palla molto sterile ma comunque continuo, senza però riuscire a sfondare. Ci aspettavamo un po' tutti che al primo affondo sarebbe arrivato il gol degli etnei, così è stato. Quello che diciamo, abbiamo notato di diverso rispetto al più recente passato, e questo sicuramente è avvenuto anche sull'onda dell'emotività del momento, del fatto che comunque si affrontava un derby importante in una situazione delicata anche societaria, di cui andremo a parlare dopo, ha fatto sì che scattasse questa molla che poi ha visto una reazione forte nella ripresa, un approccio sicuramente migliore, diverso rispetto a quello che abbiamo visto solitamente nella squadra retusea, che spesso e volentieri è riuscita a passare in vantaggio e poi ha subito delle rimonte. Invece stavolta abbiamo visto un po' un aspetto contrario, e sicuramente ecco, il fatto che si giocava un derby così importante penso che abbia influito molto su quello che è stato l'approccio tecnico e tattico e anche il grande cuore e l'orgoglio della squadra. Vorrei farti sentire anche gli amici a casa, da Alessandro, le parole di Marco Turati. Ho visto una squadra molto simile a quella che abbiamo affrontato all'andata, una squadra che chiude bene tutti gli spazi, pronta per ripartire, una squadra che ha grandissimi calciatori, che mi stupisce tantissimo perché dal punto di vista fisico è in assoluto la squadra più forte di questa Serie C, hanno veramente tante frecce al loro arco, hanno insomma gente che è veloce, hanno tantissimi centimetri, infatti noi oggi abbiamo sofferto principalmente sulle 7-8 palle inattive che anche ingenuamente abbiamo concesso. Una squadra forte, forse noi rispetto all'andata abbiamo gestito meglio la palla, specialmente in uscita, e in qualche ripartenza potevamo fare meglio, però indubbiamente penso che per questa categoria il Catania è una squadra con veramente pochi punti deboli. Queste sono le parole di Turati. Vengo da te perché sono giorni difficili
da un punto di vista societario per il Siracusa? Sì, quando ci risulta, Angelo, sul versante societario si attendono novità proprio in questi minuti, nelle prossime ore. Rimane ancora qualche piccola e grande, direi, perplessità, visto che al momento non risulterebbe ancora effettuato il pagamento delle ultime mensilità, la cui scadenza è fissata proprio entro la giornata di oggi. Dunque ecco, c'è fermento in questo senso anche tra i tifosi. Pare che tuttavia, grazie anche alle cessioni di Di Paolo delle scorse settimane, siano già stati quantomeno versati contributi che dunque vanno ad escludere un'eventuale radiazione futura, ma lo ripetiamo, se entro oggi non vengono pagati gli stipendi, ecco, la società non sarebbe al riparo da un altro possibile deferimento. Dunque ecco, la notizia certa al momento è che, al di là della penalizzazione che arriverà il 26, è quella che comunque il Siracusa concluderà questo campionato. L'hanno confermato proprio stamattina anche alcuni esponenti dell'amministrazione comunale. Da indiscrezioni si starebbe comunque lavorando alacremente per saldare quanto dovuto ai giocatori e staff entro la giornata di oggi. Come è normale che sia, dicevo, tra i tifosi si teme il peggio, una sorta di ipotesi di retrocessione pilotata volta ad evitare il fallimento. Ecco, parlano anche di questo qui in città gli sportivi, però ecco, vedremo cosa accadrà entro stasera per capire quali saranno le prossime mosse del presidente Ricci, che fino a sabato, lo ricordiamo, aveva rassicurato tutti, garantendo, ecco, di poter riuscire a far tutto entro oggi. Sì. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Alessandro. Sì, solo una curiosità sulle scelte di formazione di Turati. A Cosenza al centro della difesa aveva giocato Maraffini, che poi è stato confermato anche contro il Catania al posto di Pacciardi, che insomma è stato sempre uno dei fedelissimi, diciamo, di Turati, ha sempre giocato. C'è stato qualche problema fisico per Pacciardi o è stata solo una scelta tecnica? No, penso che si sia trattato di una scelta tecnica ben precisa, che tra l'altro, proprio come dicevi tu, a Cosenza aveva già sortito dei buoni effetti, perché la coppia centrale era apparsa molto più reattiva, veloce, anche ecco, nelle situazioni difficili in cui spesso il Siracusa ha subito i gol e azioni pericolose in contropiede. Ecco, la coppia formata da Maraffini e Capomaggio è risultata molto ben assortita in questo senso. Dunque penso che da qui sino alla fine vedremo questo tipo di orientamento anche per Turati. Quindi Bonacchi e Pacciardi, che sono un po' stati, ecco, messi in secondo piano, non dico accantonati, perché comunque si tratta pur sempre di giocatori importanti, ma comunque la coppia centrale è stata una richiesta, credo, anche effettuata dallo stesso allenatore del Siracusa, Turati, che aveva visto più di una volta soffrire la squadra in determinate situazioni, considerando il modulo che adotta, e dunque i risultati e le risposte sono state positive, soprattutto da parte di Marafini, come dicevi tu. Grazie, ci dobbiamo fermare, sì, Alessandro, abbiamo un problema di pausa e poi abbiamo un tempo molto contingentato. Noi ci vediamo stasera. D'accordo, allora grazie ad Alessandro Vagliasindi, grazie a Marco Petrolito che si trova a Siracusa. Grazie a voi. Vedo già collegati in bassa frequenza sia Marco Gullà che Franco Cammarasana, fra poco andremo da loro, intanto una breve sosta e poi di nuovo insieme. Eccoci, torniamo di nuovo insieme. Adesso è il momento di parlare di Palermo. Siamo in Serie B, un Palermo che continua a fare abbastanza bene, devo dire. Ha trovato forse un po' di equilibrio, in casa non perde un colpo e adesso però proverà, deve cercare in qualche modo di ulteriormente accorciare le distanze con quelli che sono i due posti, quelli importanti, quelli che significano poi la promozione diretta. Marco. Sì, buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, i numeri dicono che questo Palermo è assolutamente una squadra in grande forma. 13° risultato utile consecutivo, la 7ª vittoria in casa, quindi è un Palermo che vince, che convince e che soprattutto adesso si sbarazza, tra virgolette, degli avversari senza particolari problemi, soprattutto quando gioca in casa. Però non tutto sta andando per come doveva andare, secondo appunto diciamo, le leggi rosanero, definiamole così, perché comunque lì davanti Monza, Frosinone e Venezia continuano ad avere, lo vediamo anche dalla classifica, un ruolino impressionante, vincono sempre e quando non vincono il Palermo magari stecca, come è successo a Marassi con il pareggio per 3-3. Quindi questo significa che intanto c'è una scollatura netta tra il quarto posto e
è il quinto, 7 punti di vantaggio del Palermo nei confronti del Catanzaro, ma il Palermo è sempre lì nel voler compiere quel salto di qualità in classifica, vince, però poi magari spera, gufa le dirette concorrenti che puntualmente invece fanno 3 punti. È successo anche ieri con Frosinone, Venezia e Monza, che hanno appunto rispettivamente battuto le proprie avversarie e hanno quindi incamerato altri 3 punti importanti. Però Palermo, se dovesse continuare così, quindi a vincere, a fare bene, sicuramente qualcosa accadrà in futuro, perché è ovvio che poi uno scivolone, come è successo per il Venezia in casa contro il Modena, come è successo per il Frosinone con lo stesso Venezia, e poi potrebbe sempre essere lì dietro l'angolo. Quindi il Palermo deve assolutamente continuare su questa strada che è tracciata molto bene, e poi sperare ovviamente che queste 3 davanti possano avere una giornata storta, o se no c'è un'alternativa. Palermo, per fare uno strappo in classifica importante, deve andare a vincere gli scontri diretti, che purtroppo per i siciliani sono tutti fuori casa. Palermo dovrà giocare a Frosinone, a Venezia e a Monza, e non sono assolutamente partite agevoli in quei campi. Però se vuoi davvero ottenere la promozione diretta, a questo punto ci sono 2 strade: o sperare che quelle lì davanti rallentino un po' il passo, o se no devi andare tu a fare il break fuori casa per poter ovviamente cercare di entrare in questo lotto di promozione diretta. Sentiamo cosa ha detto Inzaghi. Sono contento perché fare, insomma, per la 4ª volta consecutiva 3 gol è importante, ma la cosa che mi dà più soddisfazione è non averlo preso, anche se nel primo tempo, appena abbiamo mollato un attimo la presa, abbiamo rischiato. E questo ci deve insegnare che le partite non sono mai finite, che bisogna chiuderle. Però insomma diamo continuità ai nostri risultati. Queste 2 palle inattive le abbiamo preparate in questi pochi giorni, e volevamo mettere quella palla a Poyampalo e poi volevamo muoverla 2 contro 1, e speravo che Ranocchia potesse trovare il gol, perché per come insomma lavorano sulle palle inattive, io sono un martello, però ormai sono un fattore determinante per le partite, e abbiamo visto oggi cosa vuol dire trovare 2 gol su palla inattiva, ecco. Le palle inattive sono importantissime, e adesso comunque, a parte che c'è questa striscia positiva, bisognerà continuare a fare risultato, perché come dicevi tu prima, lì davanti non mollano. Sì, a partire già dalla gara che il Palermo giocherà sabato contro il Sud Tirolo, una partita che comunque sembra alla portata del Palermo, però attenzione, in B spesso queste gare travestono delle insidie. Il Sud Tirol ha fatto molti punti fuori casa, ieri ha vinto sul campo del Bari in maniera abbastanza agevole, quindi attenzione al Sud Tirol, che è una squadra che comunque ha anche questo Mercai lì davanti che fa gol, e quindi non sarà assolutamente una passeggiata. Poi il Palermo, se davvero vuole dare un altro scossone al campionato, deve continuare a fare punti. Tra l'altro il calendario sembra essere dalla sua parte, perché il Palermo giocherà appunto contro il Sud Tirol, e poi la prossima ancora sarà l'1 marzo fuori casa contro il Pescara, che ha sì ieri vinto contro l'Avellino fuori casa, però è una squadra, anche il Pescara, che non è che sia così temibile anche in casa. Quindi staremo a vedere. Il Palermo ha dei punti da ottenere, e soprattutto adesso che ha trovato la quadratura anche a centrocampo, con un Ranocchia che tra playmaker e quasi trequartista riesce anche a segnare, con Poyampalo che è un giocatore che è un lusso assolutamente per la categoria, per Palumbo che sta diventando sempre più leader di questa squadra con degli assist assolutamente importanti, e poi con Jonsen che è un giocatore, un mattatore, che in qualsiasi momento del match può cambiare appunto la traiettoria anche del risultato. Diciamo che il Palermo ha le carte in regola per poter dire la sua fino al termine del campionato, però non deve distrarsi e soprattutto non deve perdere il passo, perché anche un passo falso potrebbe permettere insomma alle altre di allungare ulteriormente, e poi insomma non le prendi più, detta Bene. così in maniera rustica. Ma il concetto è chiarissimo, Marco. Grazie per essere stato con noi ad Anteprima Corner. Ci
ritroviamo lunedì prossimo per raccontare ovviamente le vicende del Palermo in questo spazio, ma tu ovviamente ci racconterai e seguirai il Palermo per noi durante i nostri telegiornali. Grazie a voi. Grazie ancora, breve sosta e poi con Franco Cammarasana parleremo della crisi del Trapani. Allora, eccoci di nuovo insieme, siamo nell'ultimo segmento di Anteprima Corner. Come detto, adesso con Franco Cammarasana parliamo del Trapani, un Trapani che vive una crisi sì societaria, vedremo che cosa saranno poi le decisioni degli organi diciamo di giustizia sportiva, ma anche sul campo adesso soffre parecchio perché la rivoluzione, mettiamola così, di gennaio per alleggerire quello che era poi il carico di, diciamo, di spese, di stipendi, non sta dando i frutti che magari si sperava in casa Trapani. Sì, Angelo, intanto buon pomeriggio. Voi poc'anzi in studio parlavate di identità per quanto riguarda il gioco del Siracusa e lo stesso per quanto riguarda il modo di giocare del Catania. Ebbene, questa identità ancora il Trapani almeno ha dimostrato di non averla, sta cercando di raggiungerla, ma quando a gennaio in organico di 23 ne cambi 16 giocatori è chiaro che occorre del tempo e il tempo purtroppo non gioca a favore del Trapani che già viene da 3 sconfitte consecutive con 9 gol subiti, uno solo realizzato, con la prospettiva adesso di affrontare mercoledì sera il Catania, che certamente ha tutti i favori del pronostico, in quanto squadra sicuramente molto più forte di quello che è il Trapani attuale. Io l'ho chiamato il Trapani 2, composto da giocatori fra l'altro che in buona parte giovani e quasi tutti provenienti da società da squadre dove non trovavano posto, o comunque erano stati utilizzati per ispezione di partita o comunque avevano realizzato poche presenze. Chiaramente occorrerà, dicevo, del tempo. Aronica ci sta lavorando, è il tipo Aronica che non demorde mai, anche al termine della partita persa a Giuliano per 3-1 si è mostrato fiducioso. Fra l'altro un risultato obiettivamente troppo severo per il Trapani, perché anche se il Giuliano soprattutto nel secondo tempo ha avuto il sopravvento sul piano del gioco, il Trapani verso la fine ha avuto anche 2 buone occasioni, però non le ha sapute sfruttare, mentre invece nei minuti di recupero lo ha fatto benissimo il Giuliano, segnando altri 2 gol e quindi chiudendo la partita sul punteggio finale di 3-1. Franco, ti interrompo perché appunto sentiamo le parole di Aronica. Perfetto. Ascoltiamolo. Il risultato più giusto era il pareggio, perché se avessimo avuto più cinicità magari potevamo chiuderla anche prima, perché visto che abbiamo avuto 2 occasioni nitide per poter raddoppiare, però purtroppo il calcio è questo, sappiamo che se non siamo cinici, abili a chiudere le partite possiamo subire il ritorno degli avversari, così come è stato, quindi ritengo che il primo tempo è stato più forte tra virgolette il Trapani, poi secondo me abbiamo subito il ritorno del Giuliano, ma era auspicabile. Per quanto riguarda falli era uno scontro diretto e quindi partita maschia di calcio, ci sta comunque l'agonismo visto in campo, che alla fine il Giuliano ha vinto la gara e quindi rimane, ripeto, il rammarico per non aver sfruttato bene le occasioni avute. Franco, prima di salutarci, il capitolo della giustizia sportiva che è sempre presente, diciamo così, perché quella di oggi è una giornata importante. Lo è per il Siracusa, ma lo è anche per il Trapani. Assolutamente, il Trapani comunque ha già pagato gli stipendi sia di novembre e dicembre, ha pagato anche gennaio, ovviamente entro stasera deve dimostrare di aver pagato anche i contributi e anche le ritenute IRPEF, oltre agli stipendi degli ex tesserati del Trapani. Mi riferisco ad esempio all'ex allenatore Torrente, all'ex direttore Andrea Mussi e altri tesserati. La società, almeno il presidente nei giorni scorsi, si è mostrato nelle sue dichiarazioni molto fiducioso. Vedremo quello che succederà, quello che sarà nei prossimi giorni, e poi c'è da attendere, ripeto,
i primi di marzo, quando il giorno 9 il Tribunale federale si esprimerà definitivamente su quello che sono l'ultimo deferimento, quello del 3 di gennaio. Ripeto, una data importante per il Trapani, ma prima di quella data il Trapani è chiamato ad altri appuntamenti molto più altrettanto importanti, come dicevo poc'anzi, per quanto riguarda le scadenze nei confronti degli organi federali. Grazie allora Franco Cammarasana. Auguro a te un buon pomeriggio e chiaramente ci risentiamo per Anteprima Corner la prossima settimana, lunedì prossimo. L'appuntamento a questo punto è alle 20:45 su Telecolor per Corner. Auguri a tutti voi ancora di un buon pomeriggio.